Torna alla collettività un terreno sequestrato dal giudice Livatino, oggi la cerimonia di consegna. I sindaci del sud a Roma per rivendicare maggiori fondi da recovery da spendere per ferrovie e aeroporto. No al coprifuoco, non viene digerito, Palermo vuole uscire dalla zona rossa. Trovato oltre 1 chilo di droga nei fondali di Lampedusa, 26 arresti nell'operazione Alcantara che ha coinvolto il messinese. Fontanelle si rifà il look, si parte con dei murales. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di un terreno sequestrato dal giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Viene finalmente restituito alla collettività. Si tratta di decine di ettari in contrada Gibisi, in territorio di Naro. Questa mattina si è svolta una formale cerimonia di consegna. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Restituiti stamane le terre occupate alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra. L'iniziativa si è svolta presso i terreni della cooperativa Rosario Livatino con una breve cerimonia di riconsegna dei terreni liberati grazie all'opera della Procura della Repubblica, ai carabinieri del Centro Anticrimine Natura, a quelli della stazione di Naro. Alla cerimonia è stato presente il procuratore di Agrigento, dottor Luigi Patronaggio. Allora, questo è un fondo che apparteneva alla famiglia Caramazza, è un fondo che è emblematico della storia della mafia rurale siciliana, un fondo che a poco è passato dal privato in mano a mafiosi, passando dai Di Gioia di Canicattì a Giuseppe Gencorusso fino ad arrivare a Guarneri Diego, a cui è stato confiscato definitivamente. Mi piace ricordare che uno dei giudici che ha lavorato per restituire questo fondo alla collettività è stato proprio Rosario Livatino, in quanto membro del Tribunale Misure di Prevenzione di Agrigento. Per cui c'è un filo ideale che lega Rosario Livatino alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra, che oggi è il legittimo possessore di questo fondo. Il fondo è sempre stato in mano alla mafia rurale, fin quando poi non sono intervenuti provvedimenti di confisca definitivi, è passato all'Agenzia Nazionale del Demanio, al Comune di Naro e poi affidato alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra. Noi siamo intervenuti sostanzialmente alla fine di questo lungo percorso, perché la cooperativa ha sempre trovato difficoltà a lavorare su questo fondo, perché ci sono stati interessi contrastanti, ha subito furti, danneggiamenti, incendi, furti d'acqua, e per cui noi abbiamo ritenuto di dover intervenire insieme ai carabinieri che ci hanno aiutato a ricostruire questa complessa vicenda e restituire questo terreno ai legittimi proprietari, che speriamo oggi lo coltivano, lo devono coltivare in quella che è una grande scommessa. La grande scommessa qual è? La grande scommessa è lo sviluppo nella legalità, questa è la grande scommessa, cioè dire restituire i beni confiscati alla mafia a organizzazioni, a lavoratori, a cooperative che portino l'economia legale laddove c'era l'economia illegale. Quanto è esteso il podere? Il podere è esteso circa 190 ettari, variamente coltivato, insiste un laghetto. Tra le cose che abbiamo trovato quando abbiamo permesso alla cooperativa di rimettersi in possesso, abbiamo trovato 1200 pecore che abbiamo chiaramente allontanato dai fondi e che gestire 1200 pecore non è semplicissimo. È stata un'operazione complessa, quanto tempo è servito affinché il bene fosse liberato? Più che complessa è stata un'operazione che ha dovuto fare i conti con degli accertamenti minuziosi sui terreni, catastali, perché chiaramente lei capisce bene, qui siamo in terra di nessuno, per cui ecco, complicato in questo senso. Poi è chiaro che l'arma dei carabinieri ha rimesso le cose al suo posto e ha riportato la legalità. Dunque, l'arma di Agrigento nella sua componente territoriale e specialistica, sotto la guida della Procura della Repubblica, ha dopo oltre un decennio fatto sì che i terreni fossero restituiti ai legittimi proprietari. Le difficoltà sono state
diciamo, di vari ordini, nel senso abbiamo dovuto ricostruire chiaramente tutta la genealogia del territorio, quindi attraverso le visure catastali, le visure delle mappe e quanto altro. Ricostruita la parte, diciamo così, documentale, ci siamo dovuti confrontare con un altro problema, quello praticamente dell'occupazione dei terreni da parte di pastori che appunto per occupare questi terreni avevano piazzato un gregge di oltre 1200 capi, per la prevalenza ovini, che erano chiaramente di difficile movimentazione. Gli ovini sono stati tutti controllati, sono stati catalogati e sono stati ricollocati in altri terreni al fine proprio di liberare quelli illegittimamente occupati. Questo dimostra che alla fine le fatiche, i sacrifici non sono mai inutili. Tutto quello che fu l'impegno e soprattutto anche la fatica del Livatino per sequestrare questi beni, ricordiamo che la legge Rognano La Torre era stata appena approvata, quindi la difficoltà ancora nel giungere anche all'atto finale, che era quello previsto dalla legge, della confisca dei beni e quindi della loro restituzione al bene collettivo. Certamente comunque lui iniziò questa fase, lo iniziò con grande coraggio, comprese subito che per fermare in qualche modo il fenomeno mafioso non bastava il carcere, perché il carcere in qualche modo il mafioso lo mette in conto, ma togliere questi beni ai mafiosi significa realmente metterli in condizione di essere depotenziati e quindi di non poter più svolgere le loro attività criminali con grande facilità. La Procura della Repubblica di Gela ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Gela un'ordinanza che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di un 36enne di Niscemi accusato del reato di violenza sessuale continuata ed aggravata commesso ai danni della figlia minore di 13 anni. In particolare la vittima, che viveva nell'abitazione del padre nel periodo compreso fra il 20 agosto 2019 e il luglio 2020, veniva costretta a subire ripetuti atti sessuali in un clima che viene descritto di inquietante e orrida normalità. Il GIP ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Le indagini coordinate dalla Procura sono state condotte dalla stazione Carabinieri di Niscemi, alla quale la madre della minore si è rivolta per denunciare i fatti chiedendo tutela. L'uomo, in esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, è stato tratto in arresto dai militari dell'Arma e tradotto in carcere. Una serie di scandali, di incidenti stradali di una certa importanza che non erano puniti sufficientemente. Ricordate pure che questa legge fu preceduta dall'inasprimento delle pene per la guida in stato di ebbrezza. Fu un momento in cui si fece maggiore attenzione a questa problematica. In particolare la legge attenzionò la guida in stato di ebbrezza oppure sotto gli effetti degli stupefacenti. Statistica, abbiamo visto, insomma, i numeri poi li vedrete voi nello specifico, quante violazioni, soprattutto per distrazione collegata soprattutto all'uso del cellulare, la velocità che causa o concausa comunque della gran parte degli incidenti stradali e così via anche tutte le altre cause di incidenti. Repubblica, dottore Patronaggio, siamo partiti da una riflessione comune, che è una riflessione empirica, che ci eravamo accorti che c'era stato un notevole calo degli incidenti stradali, soprattutto gravi, sulla 640 negli ultimi 4 anni, data dell'inaugurazione nel 2017 di un tratto rilevante di questa statale. Da lì è venuta l'idea, insomma, di verificare, anche alla luce dell'introduzione della normativa sul cosiddetto reato di omicidio stradale, di verificare statisticamente tutte le strade della provincia di Agrigento, l'andamento dei dati, dei sinistri e quelli soprattutto con attenzione a quelli più gravi, mortali, eccetera. Sostanzialmente ci siamo accorti che quello che avevamo notato empiricamente poi è stato realmente confermato dai dati. C'è stato un calo notevolissimo dei dati di sinistrosità, sia mortale ma anche con feriti o con danni sulla 640 nei tratti ammodernati, rispetto alle altre statali, dove questi dati in realtà sono molto altalenanti, non c'è un chiaro andamento discendente di questi dati. Ci siamo accorti che questo dato non era così lampante e allora abbiamo ulteriormente analizzato e strutturato meglio questi dati e ci siamo accorti che il calo non era così evidente perché nei tratti non raddoppiati della 640, voi sapete
i primi circa 10 km, più altri che sono ancora cantiere, ma si mantenevano ancora elevati i dati degli incidenti stradali. Quindi questo ci ha ulteriormente permesso di dimostrare che sulla 640, nei tratti quelli raddoppiati con caratteristiche autostradali, effettivamente il calo era stato notevole. Questo anche ha permesso, insomma, questa analisi statistica di verificare anche quello che, insomma, noi abbiamo fatto come attività contravvenzionale. Ribadisco che l'incidente stradale accade soprattutto per errati comportamenti umani. Il comportamento umano è di gran lunga la causa principale degli incidenti stradali, ma con questo studio abbiamo comunque dimostrato che nella eziologia di un incidente stradale le varie cause sono interdipendenti tra di loro, e quindi anche il comportamento umano viene influenzato dalla situazione della viabilità. Quindi I sindaci del sud, in particolare dell'Agrigentino, continuano a protestare a Roma, chiedono di poter accedere a più fondi del Recovery Plan. Arturo Cantella. Agrigento fuori d'Italia, i sindaci vogliono strade, aeroporti, ferrovie, adesso, subito. Questo è uno degli slogan che i sindaci della nostra provincia hanno manifestato stamani a Roma contro le ristrettezze dei fondi europei, del Recovery Plan, stabiliti al 68% dall'Europa, praticamente arrivati al 40%. Agrigento prima come lettera dell'alfabeto, ma ultima per le infrastrutture. Tra le promesse non mantenute anche il completamento dell'anello autostradale Castelvetrano-Agrigento-Gela, più volte annunciato. Siamo venuti dalla provincia di Agrigento, il quarto sud rispetto a tutto. Siamo primi come lettera dall'alfabeto, ma ultimi in tutto. Noi vogliamo assolutamente colmare questo divario che ci separa dal nord, e lo possiamo fare iniziando dalle infrastrutture. Se noi in Sicilia continueremo ad avere queste strade e queste ferrovie, non possiamo andare da nessuna parte. Ecco perché i sindaci, stanchi, rivendicano con forza la volontà di protestare per avere risorse e mezzi. Siamo a Roma tutti i sindaci per chiedere che il governo nazionale metta le risorse per la provincia di Agrigento, perché anche la provincia di Agrigento fa parte dell'Italia. Chiediamo le risorse per la chiusura dell'anello autostradale e per le infrastrutture della nostra provincia e del nostro territorio. Tutti i sindaci della provincia di Agrigento siamo qua a testimoniare e vogliamo un impegno concreto da parte del governo Draghi per un'opportunità che è storica, quella dei fondi Found, che ci può dare l'opportunità di uscire dalla marginalità territoriale, di uscire dalla classifica degli ultimi in Italia, dell'ultima provincia d'Italia. Chiediamo infrastrutture, chiediamo aeroporti e chiediamo strade. Siamo oggi a Roma tutti i sindaci della provincia di Agrigento per rappresentare e chiedere con forza al governo nazionale che mette a disposizione le risorse per poter effettuare le infrastrutture che sono necessarie, perché da troppo tempo la Sicilia, in particolar modo la provincia di Agrigento, è stata lasciata da parte. Fratelli d'Italia chiede ormai da una settimana l'abolizione del coprifuoco alle 22. Giorgia Meloni, in una diretta Facebook, torna sulla bocciatura della Camera delle richieste presentate dal suo partito. Vediamo. Molto importante, nel pomeriggio si votava il decreto Covid e si votavano gli ordini del giorno con cui Fratelli d'Italia chiede da ormai settimane l'abolizione della inutile, dannosa, secondo me illegittima misura del coprifuoco alle ore 22, che come sapete è stato deliberato da questo governo nell'ultimo decreto Covid fino al 31 luglio. Quindi, secondo il governo italiano, fino al 31 luglio la gente dovrà stare chiusa dentro casa dopo le ore 22, il che significa ovviamente limitare la libertà dei cittadini, significa massacrare le nostre attività, significa devastare il turismo e significa fare una cosa che non solo è inutile ai fini del contrasto al Covid, ma secondo me è addirittura dannosa, perché è evidente, come ho detto più volte, che minore il tempo in cui le persone possono fare delle cose, tipo andare al ristorante anche se puoi mangiare solo fuori, andare a teatro anche se puoi andarci solo fuori, e tutte cose assolutamente prive di senso, minore il tempo in cui queste attività si possono svolgere e più la gente si assembrerà.
Allora Fratelli d'Italia continua a chiedere l'abolizione dell'inutile misura del coprifuoco, che non serve al contrasto della pandemia. Dal nostro punto di vista serve solamente ad abituare i cittadini a un governo che dispone a suo piacimento delle regole democratiche, e quindi abbiamo preso e presentato alcuni ordini del giorno che chiedevano, uno proprio l'abolizione del coprifuoco, l'altro chiedeva di tenere i ristoranti aperti almeno fino a mezzanotte, un altro ancora chiedeva di farli lavorare anche all'interno, cioè misure che per esempio lo scorso anno dal terribile Giuseppe Conte erano state previste, perché vi ricordo che lo scorso anno dopo il lockdown non esisteva il coprifuoco, e quando Conte ha riaperto, e ha riaperto a metà maggio, ha riaperto con i ristoranti all'interno e all'esterno, e non mi risulta che durante l'estate ci sia stata questa escalation della pandemia. La pandemia è ricominciata a ottobre, cioè quando sono state riaperte le scuole e la gente è tornata a lavorare, si è stipata sui mezzi pubblici, perché questo è un governo come il precedente che continua a scaricare le sue inefficienze, prima fra tutte la incapacità di potenziare i mezzi pubblici, che sono il più grande cluster dall'inizio della pandemia, e la scarica sulle attività commerciali di gente che non si può difendere, per fare che diciamo che stiamo facendo qualcosa. Quindi noi abbiamo presentato questa serie di ordini del giorno, chiedendo una cosa che secondo me è perfettamente ragionevole, anche perché, signori, noi stiamo dando per scontate, per normali, cose che non lo sono. In uno Stato democratico non è nelle prerogative del governo decidere se e quando la gente può uscire di casa. E dico di più, non è prerogativa del governo neanche stabilire se e quando le persone possano alzare la serranda della loro attività. Le prerogative del governo di uno Stato democratico sono quelle di stabilire protocolli comportamentali, per cui il distanziamento, le mascherine, come devi fare, come non devi fare, ma non può e non si può intaccare, dopo più di un anno dall'inizio della pandemia, la libertà delle persone. Quindi noi abbiamo presentato questi ordini del giorno, c'è stata grande discussione nei giorni passati, perché come sapete ci sono anche esponenti della maggioranza, dell'attuale maggioranza che sostiene Draghi, che sono d'accordo con noi sull'abolizione del coprifuoco, ma gli ordini del giorno sono stati bocciati. Quindi il coprifuoco ce lo dobbiamo tenere. La Sicilia è in zona arancione che spera nel giallo e Palermo rossa da 3 settimane. Alternanza di paura, proteste e di intolleranza. Ci sono i servizi. Sono giorni cruciali per la Sicilia in vista della nuova assegnazione dei colori alle regioni che avverrà come di consueto venerdì. Ad oggi l'isola è sicura di restare in zona arancione fino a domenica 2 maggio, ma la speranza è quella di ritrovare il giallo a partire da lunedì 3, con un cambio cromatico mai così importante, visto che coinciderebbe con le prime riaperture per alcuni settori, in primis i ristoranti all'aperto che potrebbero accogliere clienti anche a cena. Ad oggi la Sicilia fa segnare un'incidenza di 160 casi ogni 100.000 abitanti, numeri lontani dai livelli minimi che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei contagi, ma questa è una condizione che accomuna tutta Italia. Il dato nazionale è di 152, mentre fa ben sperare la traiettoria della curva epidemiologica. Negli ultimi 7 giorni si registra un calo dei contagi dell'11,5%, segno che l'epidemia è in fase di regressione, seppur con delle differenze di provincia in provincia. Il caso più spinoso resta quello del capoluogo Palermo, in zona rossa ormai da 20 giorni e con numeri migliori rispetto a poche settimane fa, ma ancora non in zona di sicurezza. Entrare in zona gialla cambierebbe radicalmente lo scenario delle restrizioni, sarebbero consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio, con i negozi già aperti, via libera anche a ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, con consumo al tavolo, esclusivamente all'aperto anche a cena nel rispetto degli orari del coprifuoco e dei protocolli di sicurezza. La circolare del Viminale ribadisce che il rientro a casa deve avvenire, almeno per il momento, entro le 22. Riaprirebbero i musei e sarebbe possibile assistere agli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto, obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere e il rispetto di 1 metro di distanza tra gli spettatori, ad eccezione dei conviventi. La capienza non potrebbe comunque essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque non può
potrebbero esserci più di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso. Si tornerebbe a fare qualsiasi tipo di sport all'aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. L'attuale zona rossa è in realtà un rosa pallido che diventa bianco laddove manca senso di responsabilità. A dirlo è il sindaco di Palermo, Luluca Orlando, intervenuta alla trasmissione del Breakfast Club. Dobbiamo continuare a chiedere con forza dati certi e tempestivi, ha aggiunto il sindaco. Purtroppo a Palermo, come in tutte le città italiane, c'è una minoranza che guasta tutto, e non mi riferisco, ammette Orlando, a ristoranti e altri operatori economici che hanno bisogno di rimborsi e non di inadeguati e tardivi ristori. In Italia i morti sono 120.000, ditemi se questa non è già una strage. Oggi scade la proroga del governo regionale che vede Palermo come zona rossa. Mi auguro, ha detto il sindaco, che si faccia una scelta che tenga in conto in maniera seria, senza bluff e confusione, l'adozione delle misure più rigorose possibili in base all'andamento dei dati epidemiologici, ma lo ripeto, i cittadini facciano la propria parte. La decisione sarà presa in queste ore, una volta letti i dati che l'ASP e il commissario per l'emergenza a Palermo, Renato Costa, illustreranno nella loro relazione. Il trend comunque sceso del 241 contagi di 100.000 abitanti di una settimana fa ai 215 delle ultime 48 ore, e anche la pressione sugli ospedali si sta allentando, anche se meno in provincia, dove ci sono altri 22 comuni in zona rossa che oggi attendono di conoscere il loro destino. Se Musumeci decidesse di non prorogare la zona rossa, domani Palermo diverrebbe arancione come il resto della Sicilia, consentendo così la riapertura dei negozi e alleviando il malumore della Confcommercio, che ieri è andata duramente in pressing sul presidente. Voi chiudete le attività, voi continuate a farci pagare le tasse, voi chiudete le attività e voi non create altri posti letto negli ospedali, voi dovete fare i vaccini, ma voi andate al ritmo della lumaca. Voi dovete garantire il diritto al lavoro, come l'articolo 1 della Costituzione, e voi dovete garantire il diritto alla salute, voi dovete garantire il lavoro e la salute, governando bene, non rinchiudendoci a casa. Se la zona rossa non funziona è un fallimento del sistema, perché la norma è pensata male. Stare a casa provoca più contagi, anche più fallimenti, e se anche funzionasse non siete in grado di farla rispettare. Stare tutti in casa dopo più di un anno, dopo 15 mesi, è impossibile. Chiedete ancora la zona rossa? Tanto è l'unica cosa che sapete fare terrorismo anziché trovare soluzioni. Ognuno però si assuma la responsabilità delle sue azioni, c'è la gara a chi per prima tra le istituzioni chiede l'ennesima zona rossa, senza nemmeno analizzare se sussistono i parametri e senza preoccuparsi degli immensi danni che provoca. Follia! Vogliamo conoscere ogni parametro, contagi per numero di abitanti, posti letto liberi in tutta la Sicilia, perché vedete, la Lombardia ha dati purtroppo peggiori dei nostri. Sono in zona rossa? No. Sono in zona arancione? No. Loro sono in zona gialla. Noi siamo in zona rossa. Leggetevi, perché nonostante siamo in Sicilia, regione d'Italia, siamo una regione di serie Z, da terzo mondo, che anzi è più avanzato di noi. Oltre al reato di provocata pandemia, le istituzioni pensino anche al reato di pandemia economica, e quando risponderete di questo, noi ci sentiremo di nuovo garantiti da uno Stato di diritto. Trovate soluzioni, smettetela di accusare i cittadini, salvo poi uccidere ogni giorno migliaia di persone chiuse a casa, a contagiarsi, e condannare alla morte migliaia di aziende e annullare la libertà personale per cosa? Per incapacità e per negligenza. La zona rossa crea un'ingiustizia sociale senza precedenti, colpisce una minoranza costituita tuttavia da migliaia e migliaia di famiglie vicine alla morte sociale. Sono quelle che non possono contare su una rendita, uno stipendio, una garanzia dello Stato. E allora fate 50.000 vaccini al giorno anziché 18.000. Chiedete il rispetto della capienza in ogni esercizio commerciale. Trovare soluzioni spetta alle istituzioni, non agli imprenditori, non ai cittadini. Pensavamo di essere in una società solidale.
Invece state creando una frattura insanabile, state creando il voi e il noi. Voi non siete più espressione di uno Stato di diritto. Noi continuiamo a crederci e attendiamo di avere finalmente restituiti i nostri diritti. Trovate soluzioni anziché uccidere le aziende. Una risoluzione che impegna il governo regionale a favorire l'assistenza familiare dei ricoverati mediante la previsione di spazi camper nelle strutture ospedaliere è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Salute dell'ARS. Ne dà notizia a margine della seduta la Presidente Margherita La Roccaruvolo. Con l'atto di indirizzo in particolare si chiede all'assessorato regionale per la salute di adottare tutte le misure idonee a far sì che le aziende ospedaliere prevedano all'interno delle aree di loro pertinenza appositi spazi attrezzati fino a un massimo di 5 stalli dotati di luce e acqua destinati al parcheggio dei camper al fine di assicurare una maggiore vicinanza ai parenti gravi ricoverati da parte dei loro familiari, permettendo agli stessi di risparmiare sulle spese di soggiorno. Covid, scaduti i reagenti per i test sierologici comprati dalla Regione, buttati via oltre 700.000 euro. Vediamo. Reagenti per test sierologici tenuti un anno nei frigo e poi buttati nel cestino perché scaduti, uno spreco di centinaia di migliaia di euro spese dalla Regione per l'acquisto di questi kit che dovevano servire per l'avvio della campagna di screening destinata soprattutto ai medici in una fase cruciale per la lotta al virus. E invece migliaia di confezioni di questi prodotti chimici acquistati ad aprile 2020 e distribuiti a vari laboratori convenzionati dell'isola non sono mai stati utilizzati. Nessuna delle persone che avrebbe dovuto fare l'esame si è mai presentata. Perché? Una dimenticanza o una falla del sistema che coinvolgerebbe ancora una volta l'assessorato alla salute, le ASP e la protezione civile. Di sicuro la fornitura dei kit era stata affidata con urgenza a un colosso come la Medical System SpA, società con sede a Genova. Non è chiaro però il numero complessivo delle confezioni acquistate, di quelle utilizzate e di quelle cestinate. L'acquisto era stato deciso proprio dall'assessorato dopo la firma di una circolare della dirigente Maria Letizia Di Liberti, coinvolta recentemente nello scandalo sulla presunta falsificazione dei dati sulla pandemia in Sicilia, in un periodo in cui il virus sembrava non aver ancora colpito con violenza la Sicilia. In un documento elaborato insieme al Comitato Tecnico-Scientifico, la Regione aveva individuato precise categorie per le quali il test serologico sarebbe stato gratuito e a carico del sistema pubblico: personale sanitario, specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, pediatri, dipendenti delle USCA, personale del 118 e della SEUS. Mesi dopo aver ricevuto questo materiale, afferma il titolare di uno dei consorzi, abbiamo mandato una PEC alla nostra ASP per far presente che eravamo nell'elenco stilato dal Centro Regionale Qualità, il CRQ, ed eravamo a disposizione per fare test sierologici. Non ci hanno mai risposto, ne hanno mai mandato nessuno e ora abbiamo pure dovuto dismettere i kit scaduti a spese nostre. Gli fa eco un altro medico responsabile di un altro consorzio. Ne avevo circa 400 che avrebbero consentito di fare tra i 3.000 e i 3.500 esami, ma non ne abbiamo fatto neanche uno. A scendere sul caso la redazione di Palermo Today, che ha contattato alcuni dei 38 laboratori di analisi cliniche o consorzi che hanno custodito per un anno i prodotti. 10 di questi hanno fornito i loro dati, mentre altri 4 sostengono di aver dato la disponibilità, ma di aver poi deciso di non ritirare reattivi. Complessivamente il conto è di 1.800 kit, ognuno dei quali composto da 100 test finiti nella spazzatura. A fornire un'indicazione sui potenziali costi è il responsabile di un altro consorzio. Noi, ammette, compriamo questi kit a 800-900 euro ciascuno e con ognuno possiamo fare circa 100 test o almeno 70-80, perché qualcosa si perde sempre. Avremmo dovuto fare il lavoro e la Regione ci avrebbe poi riconosciuto un rimborso sugli esami effettuati, ipotizzando che l'assessorato possa aver acquistato i kit alla metà del prezzo di mercato, circa 400 euro. Lo spreco ammonterebbe ad oltre 700.000 euro. Solo in un caso, nel Trapanese, un grosso consorzio avrebbe restituito integralmente le scorte. Un anno dopo l'acquisto urgente di questi prodotti e dopo la loro scadenza, viene da chiedersi perché la Regione non abbia dato seguito a quelle circolari che avrebbero dato inizio all'importante campagna di screening
camping. In quel periodo, intorno al 15 aprile, l'indomani delle vacanze pasquali in Sicilia, si contavano circa 2500 contagiati accertati, con una media approssimativa di 2000 tamponi al giorno e un tasso di positività che oscillava tra 1 e 2 punti percentuali. Va detto però che in quel momento in Sicilia, come peraltro a livello globale, c'era grande difficoltà nel reperire le armi per combattere la pandemia, ovvero mascherine, gel disinfettante, tamponi e anche appunto reattivi. La parola d'ordine quindi era comprare tutto e subito, così da avere a disposizione tutti gli strumenti per affrontare l'emergenza sanitaria. Dunque qualcuno in assessorato potrebbe aver sovrastimato il fabbisogno per i test serologici, oppure potrebbe aver dimenticato, nonostante le mail inviate dai laboratori alle ASP, di avere la disponibilità dei kit, oggi finiti nella pattumiera. Dalla Regione 15 milioni di euro di ristori per le aziende agricole che hanno subito perdite di fatturato superiori al 60% a seguito della crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus nel periodo del lockdown 12 marzo 2020, 4 maggio 2020. Vediamo. È un segnale che il governo Musumeci ci vuole dare ai produttori agricoli, soprattutto quelli che si occupano di produzione primaria. Sappiamo che stiamo vivendo davvero un momento sul piano economico complicato. Questa emergenza sanitaria sta mettendo alle corde davvero importanti ai polmoni economici, e questo è un segnale per dire che la politica vuole concretamente dimostrare che vuole fare la propria parte per guardare con ottimismo al futuro. Sono 15 milioni di euro che appunto dedichiamo a questa iniziativa, che consentirà agli imprenditori agricoli di poter avere un ristoro rispetto alla perdita di fatturato nel 2020, che è il periodo del lockdown, rispetto all'anno precedente. Sicuramente quello è il florovivaismo. Ricordiamo che durante il lockdown, dal 12 marzo a 5 maggio del 2020, si sono fermate tutte le festività, si sono fermate le cerimonie religiose, civili, cioè pensiamo che non ci fu più comunione, battesimo. Penso a quello che è successo per esempio alle ortensi, che erano destinate tutta alla festa della mamma, finirono tutte quelle piante sotto le frese degli agricoltori, quindi sicuramente il florovivaismo è stato il settore maggiormente colpito. Assoluzione dalle accuse di omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio. Secondo i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, l'ex sindaco di Cattolica Eraclea Niccolò Termine non è responsabile della morte del 50enne Liborio Campione, senza tetto del paese, deceduto nell'incendio del capannone di proprietà del comune dove viveva. L'incidente avvenne il 9 dicembre 2016. A sollecitare un verdetto di assoluzione era stato lo stesso pubblico ministero Gloria Andreoli. La responsabilità penale, ha detto durante la requisitoria, il decesso è da attribuire a un'imprudenza commessa dallo stesso Campione, che ha collegato una stufa con una spina non regolare, a sua volta inserita in una ciabatta con altre spine, provocando un cortocircuito nella presa dell'impianto elettrico assai precario. Non si può attribuire la responsabilità di ciò al sindaco. A Porto Empedocle, nella spiaggia di Marinella, il torrente Macallè sta vomitando in mare un fiume di fogna proveniente da Ciuccafa, lo denuncia Mare Amico. L'associazione ambientalista scrive in una nota stampa: probabilmente si è bloccata la centralina di sollevamento delle fogne. Purtroppo non è la prima volta che accade. Fontanelle, quartiere di Agrigento, si rifà il look. Eugenio Cairone. L'Istituto Comprensivo Anna Frank e Fontanelle insieme per una iniziativa che tende a valorizzare il quartiere. Da ieri e fino al 30 aprile il noto artista siciliano Salvo Ligama realizzerà 3 murales nell'area interna agli istituti scolastici e uno nella piazzetta adiacente la via Alessio Di Giovanni, una delle strade principali di Fontanelle, a 2 passi dalle scuole, dove sorgerà a breve uno spazio dedicato anche ai bambini disabili. L'Isola dell'Allegria è il nome scelto per dare vita al nuovo parco giochi, grazie soprattutto alla disponibilità dei professionisti che fanno parte del comitato di quartiere di Fontanelle, tra cui l'architetto Roberto Gallo, che ha redatto gratuitamente il progetto. Il nome dato allo spazio, in uno degli angoli più in vista di Fontanelle,
vuole essere anche un augurio perché si possa veramente tutti quanti stare in allegria all'aria aperta senza più divieti. Tornando all'iniziativa dei murales, c'è da dire che essa rientra nell'ambito del progetto Fontanelle Lab, per il quale l'Istituto Anna Frank, vincitore del bando Scuola Attiva alla Cultura, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero per i beni e le attività culturali. I giovani del quartiere avranno modo di assistere alla realizzazione dei murales, così come hanno fatto ieri davanti al plesso Vincenzo Reale. Si vuole in pratica trasformare lo spazio urbano in un vero e proprio quadro d'autore grazie all'arte contemporanea che approda a Fontanelle con il talento di Salvo Ligama. Sono riusciti a forzare una finestra in pieno giorno e ad entrare all'interno dell'abitazione di un pensionato di 76 anni. È successo a Grotte, dove si è registrato un furto il cui bottino è ancora da quantificare. I ladri, una volta dentro, sono riusciti a portar via circa 800 euro in contanti e i monili d'oro che il pensionato custodiva in alcune parti della casa. Rubato anche uno strumento per la raccolta delle olive. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini e rilievi per poter risalire all'identità dei responsabili. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha lanciato la propria candidatura a presidente della regione. Vediamo. Intanto facciamoci il nostro lavoro, intanto facciamo di tutto per difendere le nostre prerogative e per portare avanti quelle che sono le nostre istanze, perché ovviamente io non sono distratto dal tema regionale come mio obiettivo. Io sono incazzato dal tema regionale per tutto ciò che mi viene paralizzato e ha ripercussioni sul territorio. Tutto qui. Il resto, vi dico onestamente, la mia vita sarebbe meno pericolosa continuando a fare il sindaco di Messina. Sì, i messinesi lo vorranno. Se no, vi preoccupate. Ho tante cose che posso continuare a fare e mi sento soddisfatto così, perché in Italia, che hanno avuto l'onore e l'onere di guidare 3 comuni diversi, cari miei, ce ne sono pochi, forse sono quello che da questo punto di vista rientra nel Guinness dei primati. Quindi soddisfatto così, ecco perché lo slancio di fare la battaglia del cuore, ogni tanto la notte mi assale, è la battaglia del cuore, è quella di liberare questa nostra terra. Che faccio? Mi ritiro, mi curo le mie cose. Pensate che questa tentazione io non ce l'abbia, proprio io che ripeto, non campo di politica, ma il mio è proprio il tentare di contribuire per le mie capacità a sistemare questa amata ed odiata terra di Sicilia. Ma per fare questo naturalmente c'è tutto un percorso che bisogna attivare. Ci vuole perseveranza. Io ho inghiottito boccone amari nella mia vita e voi lo sapete. Ho preso calci negli stinchi nella mia vita. Ho perso campagne elettorali nella mia vita. Perché le guerre qualcuno se le deve intestare e soprattutto qualcuno deve avere il coraggio di metterci la faccia. Ecco, poi arriviamo al dunque. Chi è pronto a metterci la faccia? Io ancora non so cosa farò da grande, mi arrivano tante sollecitazioni e quant'altro. Io ho detto sempre spero di non essere costretto a scendere in campo per spazzare via questa mala razza politica. E restiamo nel messinese per parlare dell'operazione Alcantara, 26 arresti, sgominate 2 bande della droga. I dettagli nel servizio. Colpita una rete di distribuzione di sostanze stupefacenti operante nelle località turistiche messinesi di Taormina e Giardini Naxos.
Una maxi operazione antidroga portata a termine nel corso della notte dai carabinieri del comando provinciale di Messina. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica DDA di Messina, nei confronti di 26 persone ritenute responsabili a vario titolo dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. 13 sono stati associati in carcere e 13 agli arresti domiciliari. 16 degli arrestati hanno un'età tra i 18 e i 24 anni. L'indagine della compagnia carabinieri di Taormina, denominata Alcantara, ha colpito una rete di distribuzione di sostanze stupefacenti operante nelle località turistiche messinesi di Taormina e Giardini Naxos, nonché nei centri urbani della vicina Valle dell'Alcantara. Fino al lockdown, lo spaccio del narcotico veniva attuato in alcune note discoteche e locali della movida notturna taorminese, sulla base dei consolidati accordi di spartizione delle piazze di spaccio tra i clan mafiosi Brunetto e Cintorrino, operanti nell'area limitrofa di Giarre, Fiumefreddo e Calatabbiano in provincia di Catania, i quali alimentano e controllano anche il remunerativo mercato della droga nelle località turistiche della riviera ionica messinese. L'indagine ha preso il via nel settembre 2018, a seguito dell'arresto in flagranza di reato di un minore, trovato in possesso di 1 chilogrammo di marijuana, 15 grammi di cocaina e 11 grammi di hashish. Le successive attività investigative sviluppate dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Taormina hanno consentito di individuare la struttura di 2 organizzazioni criminali dedite alla distribuzione sul territorio di sostanze stupefacenti, la prima operante nel territorio di Gaggi, Messina, e nella Valle dell'Alcantara, la seconda a Giardini Naxos e Taormina. Oltre 30 sono gli episodi di spaccio documentati dai carabinieri ad opera del sodalizio, diversi dei quali effettuati in favore di minorenni. Nel corso dell'attività investigativa sono state documentate alcune estorsioni commesse dagli indagati con minacce e violenza per ottenere il pagamento di somme di denaro dovute da acquirenti insolventi in 2 circostanze. Al fine di ottenere i pagamenti dovuti, gli indagati si sono appropriati delle autovetture degli acquirenti morosi, trattenendole per diversi giorni fino al pagamento del credito. Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno consentito di individuare una seconda e più articolata organizzazione criminale, avente base a Giardini Naxos. Anche tale sodalizio reperiva stabilmente la droga sul mercato catanese grazie ai contatti del capo dell'organizzazione, un 29enne di Giardini Naxos, arrestato nel maggio 2020. A seguito del suo arresto, il gruppo criminale, hanno accertato gli investigatori, ha continuato comunque ad operare nel traffico di sostanze stupefacenti sotto la direzione del suo braccio destro, un 36enne di Fiumefreddo. I legami con la criminalità organizzata catanese consentivano al sodalizio criminale di acquistare quantità significative di stupefacente, in conto vendita per poi immetterle sul mercato, nei pressi di noti e frequenti locali della movida di Taormina e Giardini Naxos, oppure mediante consegne in favore di acquirenti abituali. L'operazione, attuata nel corso della notte, ha impegnato circa 200 uomini del comando provinciale di Messina, con il supporto dei carabinieri cacciatori di Sicilia e delle unità cinofile del nucleo di Catania. 6 panetti per circa 1,2 kg di hashish sono stati recuperati sul fondale del molo Favarolo a Lampedusa dai sommozzatori della Guardia Costiera, che sono stati aiutati dai militari della Guardia di Finanza. La droga era avvolta in un unico involucro di celofan ed era, visto il peso, adagiata sul fondale. Lo stupefacente è stato naturalmente sequestrato a carico di ignoti e non è esclusa, anche se è prematuro poterlo sostenere con certezza, che quel carico magari era a bordo di qualche caretta del mare che è arrivata al molo Favarolo. L'ipotesi è inevitabilmente collegata al fatto che proprio al molo Favarolo approdano i barchini o barconi carichi di migranti, ma gli sbarchi e il continuo esodo verso le coste della più grande delle isole Pelagie potrebbero anche non entrarci assolutamente nulla. Il valore stimato, qualora la droga fosse stata immessa nell'illecito mercato dello spaccio, è quello di circa 10.000 euro. L'ARS dà l'ok alla mozione sulla coltivazione di cannabis a casa per uso terapeutico. Vediamo. Io desidero intervenire per esprimere
il parere del Governo sulla mozione che è all'attenzione dell'Aula e che è stata adesso esposta dai colleghi che mi hanno preceduto. Devo dirvi che la vicenda che ha riguardato il giovane Walter De Benedetto, che soffre di una malattia degenerativa, ha colpito le coscienze e gli animi e soprattutto ha in qualche modo fatto emergere una importante sentenza che, devo dire senza infingimenti, fa la storia della giurisprudenza in Italia su questo argomento. Giudici illuminati hanno assolto l'imputato De Benedetto, che aveva utilizzato la cannabis per curare i dolori e le sofferenze che egli patisce a causa dell'artrite reumatoide, e però quello che si impone, sono d'accordo in parte con le argomentazioni che sono state fin qui svolte in Aula, quello che si impone ad un Parlamento responsabile e prestigioso sotto il profilo istituzionale è il passaggio da una sentenza e quindi dalla giurisprudenza a una norma e quindi alla legiferazione. Per questa ragione, anche in considerazione del fatto che a titolo personale avevo aderito all'appello del Comitato Esistono i diritti e avevo quindi sposato questa causa perché la ritenevo giusta, io esprimo a nome del Governo il parere favorevole con riferimento a quella parte che è stata ben spiegata dalla collega che ha presentato la mozione, e cioè esprimo il parere favorevole all'utilizzo della cannabis soltanto con riferimento al valore terapeutico della stessa e soltanto per fini terapeutici legati a patologie invalidanti. È il caso del quale ci siamo occupati in questa mozione, è il caso che ha occupato la cronaca in questi giorni e nelle ultime ore. Sotto questo profilo, quindi, il Governo non soltanto non si oppone, ma esprime il proprio parere favorevole, fermo restando che sulla legge voto certamente ci confronteremo, perché anche sotto il profilo dello stimolo, se questo stimolo dovesse partire dal legislatore regionale siciliano, questo sarebbe un punto d'onore e, siccome sono battaglie d'avanguardia, certamente il Governo non si tirerà indietro. È un tema che per troppo tempo è stato rinviato, relegato quasi come se fosse un tema da combattere in maniera, come dire, quasi, soprattutto ideologica di fatto. Noi siamo molto contenti della sentenza di ieri, ne avevamo preso posizione come gruppo politico in tempi non sospetti per la normalizzazione della produzione della cannabis terapeutica, che è estremamente importante per calmierare una serie di difficoltà che tanti soggetti hanno, e con questa pianta che ha delle peculiarità estremamente importanti riescono a sopperire, riducendo al massimo l'uso di altri farmaci che hanno delle controindicazioni molto superiori. Il vero problema sta nel fatto che non è facilmente reperibile, perché l'unico, ente autorizzato a produrla è il laboratorio chimico militare di Firenze, che ne produce di fatto 1 migliaio di chili l'anno, e non è sicuramente sufficiente a colmare le esigenze. Come probabilmente i nostri telespettatori sanno, noi quest'anno in assemblea regionale con la finanziaria abbiamo introdotto la possibilità che la regione siciliana possa avviare delle produzioni sperimentali, ovviamente in accordo col Ministero della Sanità, proprio per sopperire alle carenze di approvvigionamento che, ovviamente, essendo un unico centro, quello che lo produce a livello nazionale, con dei parametri ben precisi, con un THC di un certo tipo, con una quantità ben definita, è ovvio che sono assolutamente insufficienti per il fabbisogno nazionale. Crediamo che questa possa essere, è una battaglia di civiltà, e che probabilmente la Sicilia, come regione capofila di questo percorso, potrebbe diventare un esempio anche per altre regioni della nostra nazione, per arrivare a una produzione che sia sufficiente, controllata e che possa dare risposte concrete a tutti coloro che hanno estremo bisogno di questa pianta per uso terapeutico. Il prossimo passo quale dovrebbe essere a questo punto? Un finanziamento? Il prossimo passo è sicuramente finanziare la norma e stabilire i percorsi.
che siano i più trasparenti, più lineari possibili, per arrivare a un risultato in tempi non biblici ma in tempi relativamente brevi. Agrigento piange Calogero Laporta, per anni dirigente della polizia stradale della Città dei Templi, ruolo che ha ricoperto negli ultimi anni a Lucca, prima di andare in pensione da vicequestore. A Lucca, la notte appena trascorsa, il suo cuore ha smesso di battere. Sono tanti gli agrigentini che lo ricordano come una persona cordiale e disponibile. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.